Il POC è un acronimo che sta per Piano Operativo di Firenze, e ne abbiamo parlato diverse volte per le diverse parti, le diverse competenze. Oggi però abbiamo sotto mano un comunicato di Italia Nostra di cui leggo proprio l'inizio. Il nuovo Piano Operativo di Firenze appare una banale prosecuzione di vecchie logiche, e per commentare questa presa di posizione di Italia Nostra abbiamo il professore architetto e urbanista Marco Massa, che sta curando proprio un gruppo di lavoro per analizzare proprio il POC. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Insomma, sono parole forti, anche perché Palazzo Vecchio sta spendendo un sacco di energie per il POC, e quindi lo tirate proprio giù con questa dichiarazione, con questo vostro comunicato. Sì, dunque, per chi ha l'età come me per ricordare, questo POC offre una desolante sensazione di déjà vu, e dico questo perché mi ricorda un po' la situazione che si era creata a Firenze dopo l'alluvione del 66. Anche questa volta, dopo la pandemia, ci si sarebbe dovuti aspettare una prospettiva di cambiamento complessivo del modello socio-economico della città e del modello urbanistico. E invece il piano continua a mancare di quello che è un difetto costante del governo della città, e cioè la cultura del progetto pubblico d'insieme. Quello che manca fondamentalmente è una visione strategica, una visione d'insieme che possa orientare un diverso assetto sia delle attività che dello spazio fisico nel quale la gente viva. E quando manca il pubblico, il privato se ne approfitta naturalmente, e infatti il secondo aspetto che caratterizza questo piano, al di là di tutte le dichiarazioni rutilanti sui 15 minuti, in certi casi anche giuste e anche corrette, però l'aspetto fondamentale di questo piano è l'accatastamento di regole. Lo sa quante pagine sono le norme di attuazione del POC? Non lo so, ma mi immagino che siano tante. 1030. Ma questo però, professore, questo è in linea con come si opera in Italia, no? Lei che è architetto sa benissimo che non esiste un testo unico nemmeno nelle costruzioni. Voglio sottolineare. Sì, mi dica. No, è questo, cioè una cosa sono le norme che vogliono attuare un progetto, una cosa sono le norme che lo sostituiscono. Noi siamo in presenza di una situazione in cui prevalgono le regole senza progetto pubblico. C'era un po' di ironia nella mia... ecco, meno male, perché... No, ma invece no, a parte l'ironia, un po' è giusto quello che dice, cioè questa tendenza è fortemente sostenuta dalla scala regionale, per esempio. Anche la regione Toscana soffre di questo vuoto di idee, di questo vuoto di iniziativa pubblica, insomma. Quindi da un certo punto di vista le norme sono costrette ad essere così labirintiche e tortuose, però una cosa è cercare di correggere questa situazione e completarla con una visione strategica pubblica, un'altra è approfittarne, voglio dire. Certo. E quindi questo è il punto, cioè che manca un disegno d'insieme, prevalgono le regole senza un progetto pubblico. Entrando nel dettaglio, c'era un tema, una questione di cui ci siamo occupati anche nelle scorse settimane, legato appunto al POC, che è quello dei pannelli solari nella zona di Castello. Voi avevate preso posizione su questo e mi sembra che fosse una posizione contraria. Noi avevamo sentito delle voci che invece, diciamo così, approvavano questa scelta anche da parte dell'amministrazione comunale di forzare un po' il parere della sovrintendenza. Voi da questo punto di vista come la pensate? Ma dunque, ha preso un caso, io pensavo che vi interessasse una situazione che secondo me è molto più strategica, ed è il centro storico. Però anche la questione dei pannelli solari è emblematica, perché costituisce un caso che sembra, non è strategico, non è importantissimo, però è emblematico di un comportamento in cui si rifiuta di studiare
completamente un problema e si cercano le soluzioni più semplici, quelle più immediate. Si cercano i buchi dove cacciare questa funzione considerata una funzione che rompe le scatole da qualcuno, e quindi l'amministrazione è alla ricerca di aree dove poterla cacciare. In mancanza invece di un senso complessivo, cioè di una visione ecologica della città, quello che manca al piano è l'idea di un contrasto al cambiamento climatico, di cui i pannelli solari, come la riduzione del traffico meccanizzato, una mobilità efficiente alternativa, sono aspetti di dettaglio. Quindi per esempio una soluzione che viene adottata più ed è meno, come posso dire, socialmente ostica, è quella di obbligare, nei casi di recupero delle grandi aree dismesse, a utilizzare sulle coperture, soprattutto al di fuori dei centri storici, stiamo parlando in aree tipo Castello, in aree periferiche, a utilizzare i tetti per ospitare grandi pannelli solari. Ma una cosa è se mette questo obbligo su un centro commerciale che sono 5.000, 7.000, a volte 10.000 metri quadri, un'altra è se lo mette sulle casette o se lo mette su un'area verde. Cioè, quindi anche questo è un esempio, in cui la soluzione che sembra più accessibile, più veloce, è in realtà la più facile e a volte la più sbagliata. Ecco, quindi riepilogando, la pecca maggiore è quella l'assenza di un piano complessivo, che poi invece è quello che rivendicano, no? Questo dovrebbe essere il piano operativo, quindi una serie di una cozzaglia di norme che non tengono conto l'una dell'altra. L'altra cosa che dal comunicato viene fuori è la mancanza del coinvolgimento del pubblico, e qui ho una domanda delicato come discorso. Ecco, ho una domanda un po' delicata, professore, perché no, non è che sia delicato. No, visto come si sta esprimendo ultimamente il pubblico, non lo so se questa mancanza di partecipazione del pubblico sia, bisogna stare attenti a cosa poi il pubblico ci propone, professore. Sì, certo, no, nel senso che non sempre le proposte che vengono sono come posso dire, ispirate dall'idea di un bene comune complessivo, e a volte rappresentano NIMBY, una posizione NIMBY, cioè una posizione localistica, particolaristica. Esatto, mi riferivo a questo. Questo a cui si riferisce proprio lo sforzo che sta facendo Italia Nostra, quello cioè di unificare tutte le vertenze, è fatto esattamente con questo scopo, cioè dare a tutte le varie vertenze, che sono numerose e crescenti, perché questo forse non è ben chiaro ancora all'opinione pubblica, che ci sono migliaia di cittadini che si oppongono a questo andazzo delle cose, che ci sono decine di comitati che si stanno formando sulle varie vertenze, e lo scopo di Italia Nostra è quello di cercare di unificarle, prendendo proprio il POC come punto principale di convergenza, che avrebbe potuto essere una soluzione alla gran parte di questi problemi, e con questo obiettivo cerchiamo di superare i limiti che effettivamente in certi casi ci sono, i casi cioè non nel mio cortile, ecco. Quindi un lavoro anche di informazione, professore, la devo interrompere perché siamo di controinformazione, esatto, perché siamo arrivati alle soglie del notiziario. Comunque, professore, molto interessante. Posso aggiungere un'unica cosa? Sì, prego. Il 6 di maggio ci sarà un convegno in cui parteciperanno i comitati, lanciato da Italia Nostra, all'SMS di Rifredi, in cui il POC sarà analizzato in dettaglio. Citerei anche quello che vedo dal comunicato, una protesta per il 17 aprile con ritrovo Piazza Signoria alle 15. Professore, naturalmente ci vorrebbe molto più tempo per andare un po' nei dettagli, sicuramente ci risentiamo. Grazie per ora, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.